La grande musica come fattore di condivisione tra società civile, istituzioni, tessuto imprenditoriale. Il gran concerto di Natale dei solisti di Radio Veneto 1, martedì 19 dicembre alle 20:45 al Teatro del Monaco di Treviso, vuole essere l'occasione per mettere insieme le forze vive della comunità trevigiana, all'insegna della sublime scuola veneta, rappresentata sia dai compositori in programma che dagli interpreti sul palco. Questo del resto è l'obiettivo perseguito da anni da Radio Veneto 1 anche tramite l'associazione culturale Veneto 1 nel dar vita ad un vero e proprio laboratorio permanente per la riscoperta e la valorizzazione della plurisecolare tradizione musicale della nostra terra. Un progetto che punta a diventare un appuntamento fisso e che ha subito ottenuto il patrocinio e il supporto dell'amministrazione comunale di Treviso, come ricorda Luciano Franchin, assessore ai beni culturali. L'idea è bellissima, la sottoscrivo e la appoggio. Intanto c'è il ringraziamento da fare all'Associazione Culturale Radio Veneto 1 che vuole offrire alla città un bellissimo concerto. Poi c'è questa così straordinaria occasione di mettere insieme gli elementi della cultura con quelli della imprenditoria, in questo caso ASCOM e CNA. A me sembra una bella idea quella che è stata proposta, quella cioè di fare di questa giornata un appuntamento possibilmente ripetuto e annuale in cui le categorie economiche offrono alla città non solo il senso della loro presenza economica e imprenditoriale, ma anche la loro partecipazione a una visione culturale di grande importanza. Quindi credo che sia una bella occasione, un bel invio di idee. E in questo senso l'amministrazione comunale è in prima linea anche per quel fermento, quel lievito culturale che vuole rilanciare Treviso. Ma io spero che questo confermi quanto veniamo sostenendo da tempo, cioè che l'apertura che questa amministrazione ha messo in campo, abbiamo aperto le porte ai soggetti, alle associazioni, ai gruppi, dia l'effetto sperato, e cioè che tanti si sentano in qualche maniera non semplicemente degli spettatori degli eventi, ma protagonisti degli eventi, come accade in questo caso, e cioè che i tanti che verranno saranno anche i rappresentanti di una forza economica che diventa anche forza culturale, perché offre alla città un bellissimo concerto. Quindi è bene che questa apertura si concretizzi in una realtà come questa. Speriamo che si continui su questo passo. E non a caso l'iniziativa è sostenuta anche da CNA e ASCOM Confcommercio territoriali, ma anche altre associazioni si sono dimostrate interessate al progetto. Perché la musica può e deve sposarsi con l'economia, lo spiega Giuliano Rosolen, direttore di CNA Treviso. Per noi la cultura, in particolar modo la musica, è uno dei motori essenziali per stimolare lo sviluppo economico. Qua è una zona manifatturiera e noi abbiamo bisogno di aggiungere creatività ai nostri prodotti. La creatività, come dicevo prima, è stimolata molto dalla musica, dalle mostre, grandi mostre che vengono organizzate sul nostro territorio, dal cinema, dalle attività teatrali. E quindi questi motori vanno sostenuti perché sono l'ossigeno del sistema economico. Un appuntamento proprio per riunire anche gli imprenditori, le categorie economiche, ma non solo. Sì, noi sicuramente ci sarà una grossa presenza di imprenditori di tutti i settori produttivi, ma ci auguriamo che anche i cittadini possano cogliere questa grande opportunità e ci auguriamo anche di poterla confermare nel tempo e farla diventare un appuntamento annuale. Il programma proposto dai solisti di Radio Veneto 1 spazierà da capolavori della classica ad alcuni irrinunciabili brani natalizi, con qualche sorpresa. Il tutto affidato ad un pool di virtuosi di livello internazionale e naturalmente all'orchestra diretta dal maestro Giorgio Sini. I solisti di Radio Veneto 1 vogliono salutare tutta la cittadinanza con un programma sicuramente molto ricco, ovviamente le 4 stagioni di Vivaldi, un grande classico,
e avvincente. Abbiamo Carlo Lazzari come primo violino solista, seguirà poi il concerto per violoncello RV 419 con una forza della natura che è Giuseppe Barutti, il quale insomma è già un grande talento e conosciuto insomma in tutto il mondo, e segue poi il concerto di Handel per viola e violoncello e archi. E poi sorpresa naturalmente con i classici brani natalizi trascritti per archi. E vorrei citare poi Silvestro Favaro alla viola, e appunto Giuseppe Barutti violoncello e Carlo Lazzari solista. Abbiamo anche un ospite d'onore prestigioso, Massimo Scatolin alla chitarra, che eseguirà delle sue composizioni, e per finire anche Stefano Marangoni, oboe, che ha già collaborato con i solisti di Radio Veneto 1, un bravissimo oboista, e eseguirà queste trascrizioni appunto per quei famosi canti di Natale trascritti per archi e oboe. Appuntamento dunque martedì 19 dicembre alle 20:45 al Teatro Mario del Monaco di Treviso per il gran concerto di Natale. L'ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata.